La scelta del luogo non è casuale, il quartier generale della Marzotto a Valdagno, quasi 200 anni di storia imprenditoriale, la Marzotto esisteva prima dell'Unità d'Italia. L'occasione è l'assemblea annuale degli industriali, 1500 partecipanti tra imprenditori, autorità civili e sindaci del territorio, che ha visto l'arrivo di una rappresentanza importante del governo, un segnale d'attenzione che è stato colto positivamente. Sono soddisfatto dell'atteggiamento che abbiamo avuto da parte dei ministri presenti, nel senso un'attenzione ritornata verso il manifatturiero e un atteggiamento collaborativo e di apertura anche dal punto di vista il Ministro dello Sviluppo Economico con le parti sociali. Questo è un punto di partenza importante. 3 ore di assemblea dove se il lavoro e le imprese da qui al 2039 sono stati il tema dell'assemblea, è stata la questione autonomia a catalizzare l'attenzione e ad aprire a nuove speranze. Hanno promesso di tornare a occuparsi del tema. Per i veneti è importante soprattutto come sfogo e come elemento di segnalazione al governo centrale che esistiamo e vogliamo l'autonomia a partire dalla scuola. Senza la scuola non è vera autonomia. Non è un nord contro il sud, sono d'accordo con loro. Va fatto una forma di regionalismo e di autonomia che ottimizzi le risorse, non che porti più risorse, ma che permetta a una regione di ottimizzare le risorse che ha. Ed è la scuola, la formazione, l'altro nodo vitale sul quale lavorare da qui ai prossimi 20 anni, fermare i cervelli in fuga e diventare attrattivi per gli studenti stranieri. Ma cosa serve? C'è una mancanza di tecnici incredibile, le aziende lo continuano a ripetere, lo ripetiamo da anni, non troviamo le persone formate con le competenze necessarie e quindi ecco, questa potrebbe essere sicuramente una strada da percorrere. L'ambito tecnico e scientifico, tutte le materie STEM sono quelle più richieste poi come competenza nelle nostre aziende. E loro, i ragazzi presenti in molti liceali, cosa ne pensano? Io sono contenta della mia scelta, poi che comunque mi interessi l'ambito tecnico delle varie occupazioni, sì, però sono comunque contenta perché penso che la mia scelta mi offra comunque una vasta possibilità. Di sicuro magari il bisogno attuale è quello di avere una forza lavoro usufruibile subito, ma penso che comunque la mia scuola mi prepari dal punto di vista psicologico per poi avere un futuro che magari si svolgerà nella tecnica, ma intanto sono contenta di avere una formazione intellettuale completa.